compleanni oggi? Il 25, mi Ah, sembra. 25? Oh. Che sono? Aspetta, non mi ricordo. Ah, le pasticche per la memoria, sa, ne prendo una al giorno. Visto? Succede. Non aveva nessuna al giorno. Questa è la prima, no? Cioè, che mi ricordi è la prima. Vabbè. Io avevo detto. Ci invitiamo! Arrivederci. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Che siete prende? Oggi? Il 6. Io il 7. Scusi, non so il 7. Ma quello era il 52. Perché il 7? No, c'era scritto 52 benissimo. Non è andato a scuola? Non credo. Quanto ne devi 7? Ma in cosa? Sicuro? Sì. Migliore. Buongiorno, dottor professore, buongiorno. Buongiorno, dottor Mister. Tutto bene? Sì, lei come sta? Va bene. Sa, oggi è il mio primo giorno di lavoro. Lo sai, io nell'82, il tempo di dopoguerra, quando ci fu la riforma scolastica, io finii a scuola. Così. Guardi, sta passando il tram. Scusi, sta passando il tram. Che strano. Perché non sta stando qui? Che lavoro? Che cazzo! Buongiorno. Oh, C'è? ma lei è? Chi sono io? Ma lei è Mario! Aspetti, come si chiama? Mario! No, io Mario, Balotelli! Eccolo! Sì, Balotelli! Che piacere, Super Mario! No, sì. Sì. Sai di prendere questi anni? Sei. Non lo so che sono Sì, Mario, un fotografo, dai, un selfie! Dai, Mario! No, dicevo sempre, mi fino centro di lavoro nell'82, quando quello Fabio mi dava... Salve, signore. Salve, posso raccontare io il primo giorno di lavoro? Sì, tanto devo aspettare là. Scusate, senta, io nell'82 ero con l'occhio di lavoro, c'era questo signore che stavava ad ufficio che faceva Mussolini, che mi doveva giudicare, no? Sa. Quando ne tenne l'esercito. E quando invece andai per vedere... Dovrei dire... E quando devi dire questo, Sì. e vedi, sì, signore. glielo dissi no, Io sono uscito oggi di carcere. a Putin, e glielo dissi a Putin. Oh, io sono uscito oggi di Che sono qui carcere. tutti quei carcerati di mezzo, tutti... Oh, ma io sono carcerato, non mi offenda. Sì, sono usciti tutti bianco-neri, a me così. Oh, basta! No, quando mi fa che il cuscione, quando non carcerato... Fuori! Io, il carcerato, io dato perché... Polizia, aiuto, mandatemi dentro! Putin, mandatemi dentro, e quando... Madonna, perché ho perso quell'assegno da 200.000 euro? 200.000 Oh, ragazzi, Oh, ciao Franco. Allora, come va? sono per dire. Sì? Ma sai, ho un culo incredibile. Mi sono assegnato 200.000 euro. Che poi non è intestato e quindi me lo posso mettere a me. E sono ricco praticamente. Ma non io quei soldi. Io non ho trovato niente, Io non ho trovato niente. Provo a cercare ma io non ho trovato niente. Non venire a casa mia ma io non ho trovato niente. Oggi è freddo, c'ho 80 gradi sotto zero di uomo. Sembra di essere in Antartide. Scusa. Cosa faccio? 80 gradi sotto zero, levati che corri. Una volta c'è il sole, scusi. Oddio, lo sai di ripeto. E che c'entra? Ma è sempre il sole, fa sempre bene. Io ho freddo, se non si può, non fa sedere, fa freddo. Si fa freddo che c'entra? Io sto bene, cioè, anche a me fa freddo, ma c'è il sole, mi capisca. Questa abbronzatura perfetta, se no da dove la prendo? Uscì da quel colloquio, c'era quel Hitler, mi sta sparando
con quel russo, ce l'avevo con quel russo, ma io cosa... Oh, giuro signore, che mi fate scappare due, adesso con lei non scappa nessuno. Mi sente raccontato, senti, ero nell'82, c'era Ite, c'era i mondiali, c'era Scilera, e c'era anche Camini, io devo fare il colloquio io, loro. Non mi accettavano il colloquio.